Buonasera a tutti, mi dispiace non essere presente con voi questa sera a Rivigliano Teoro per questa importante iniziativa. Purtroppo impegni mi hanno portato fuori regione, però credo che sia un appuntamento importante, per questo ho voluto portare il mio saluto, perché non è semplicemente un approfondimento di carattere culturale, ma penso anche una profonda riflessione sulla società odierna e su un concetto fondamentale che è quello di libertà. Cos'è la libertà? È libero arbitrio? Ecco, questo è un dubbio che dobbiamo porci e credo anche risolverlo con un semplice esempio che posso portarvi. Se uno ha davanti più strade ma non sa dove portano, non è che è libero di scegliere la strada che più gradisce. In realtà ha semplicemente una casualità nella scelta perché non sa quale sarà la destinazione. E invece libertà vuol dire conoscenza, vuol dire sapere fare una scelta consapevole e farla ovviamente con la consapevolezza di quello che comporta. Riflessioni come queste penso siano importanti non soltanto appunto come dicevo per un approfondimento culturale ma anche per una crescita del singolo individuo. Quindi auguro una buona presentazione del libro a tutti, con l'augurio di vederci presto, vi auguro buona serata.